Buongiorno e ben ritrovati. Focus TG, nostro appuntamento di quest'ora, delle 12, siamo puntualissimi, resteremo insieme fino alle 13:30, ci faremo compagnia, noi cercheremo di darvi un po' di informazioni, un riassunto, ma anche un po' uno sguardo proiettato nelle prossime ore per capire che cosa sta succedendo a Nord-Est. È chiaro che insomma la pandemia rimane comunque un po' nei pensieri di tutti, i dati, le prospettive, come sta cambiando un po' anche la mappa diciamo, dei provvedimenti, quello che stanno facendo le farmacie, il rapporto con la sanità pubblica, insomma ovviamente questo rimane sempre in primo piano, però c'è la cronaca, ci sono tutti gli altri avvenimenti che riguardano il nostro Nord-Est. Quindi fino alle 13:30, dicevo, avremo i nostri soliti collegamenti, cioè usciremo dallo studio, andremo nelle nostre città del Nord-Est, Padova, Vicenza, Venezia, per vedere un po' qual è la situazione lì. Perché no, anche magari la situazione climatica, non è male anche avere un'idea di questo quando ci spostiamo e usciamo dal nostro studio di Rete Veneta. Dicevo fino alle 13:30, altro tema però di giornata ovviamente è quello relativo all'elezione del Presidente della Repubblica. Ci sono a Roma 77 grandi elettori veneti, c'è anche il Presidente della Regione Luca Zaia, c'è il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, sono lì ma anche da lì si occupano di sanità e di Covid, e quindi un po' vediamo il punto della situazione fatto da loro con insomma i contagi che purtroppo, poi vi faccio vedere i dati, non stanno scendendo così rapidamente come pensavamo. Abbiamo avuto un'importante riunione con i colleghi presidenti, si è confermata la linea che già dal Veneto abbiamo sempre proposto di adottare le direttive dell'ECDC, ovvero dell'Organismo Europeo per la Prevenzione e la Cura delle Malattie, che ci dice di concentrarci sui cittadini sintomatici, cioè su coloro che hanno sintomi. La pandemia e la gestione delle quarantene al centro dell'incontro a Roma tra i presidenti delle regioni. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riforma del piano di sanità pubblica. A iniziare dalle scuole, dove come presidenti chiediamo che vengano messi in isolamento solo i ragazzi sintomatici e per il resto si continui con le lezioni. In pratica ragazzi a scuola se non hanno sintomi, e scuole aperte, e evitiamo questa ipocrisia di dire che abbiamo aperto le scuole quando abbiamo migliaia di classi scolastiche in quarantena. Bisogna pensare di togliere la suddivisione delle regioni in colori, continua Zaia, naturalmente mantenendo il monitoraggio sull'andamento dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il principio generale, aggiunge il governatore, è quello della semplificazione dell'approccio, prendendo atto della mutata realtà che ci dice, ad esempio, che il contact tracing è saltato. Sono solo alcune delle proposte che sono ovviamente riassunte in un documento generale che presenteremo per l'ennesima volta al Ministro della Salute. Ecco, intanto, finché insomma sentivamo la voce del governatore Zaia, io ho recuperato i dati di Azienda Zero, quindi il bollettino delle ultime 24 ore, il bollettino Covid, che come vi dicevo non è molto incoraggiante. Abbiamo di nuovo tanti casi positivi nelle ultime 24 ore, eccoli qua, cerco di allargare così vedete anche voi il numero è questo, 19.820 sono i nuovi casi positivi, un numero alto, e quindi attualmente ci sono 259.000 veneti attualmente positivo. Per quanto riguarda i ricoveri, andiamo a vedere il riassunto che è qui, che dice che ci sono 24 nuovi ingressi nei reparti ordinari, quindi non in terapia intensiva. 24 è un numero alto, però ecco, in terapia intensiva c'è un calo di 7 posti letto, quindi 7 persone in meno in terapia intensiva. I decessi sono 24. Vabbè, questo purtroppo è il bollettino di oggi, speriamo che possa migliorare ancora. Fra poco andiamo a Padova, velocemente prima a Bassano per il progetto della palazzina nuova che l'Ul7 vuole costruire e che insomma sta però creando parecchi mal di pancia.
Non credo che sia la scelta migliore da fare quella di una nuova palazzina proprio in quell'area prossimo all'ospedale. Gli edifici già esistenti, sui quali l'ULSS 7 può fare conto, non mancano, ad esempio la palazzina sulla Statale, ma anche il complesso Monsignor Negrin, da sistemare, certo, ma poi sarebbe un valore aggiunto architettonico per la città. Di cemento ce n'è abbastanza, protestano i cittadini. È proprio necessaria questa operazione, perché costruire una palazzina nuova su un terreno rimasto libero? È sempre meglio ristrutturare ciò che c'è o costruire dove già è stato edificato. C'è più bisogno di sanità di eccellenza nel Bassanese, dicono i cittadini, che di una sorta di operazione immobiliare per costruire nuovi uffici. E perché non coinvolgere sindaci e amministratori locali che conoscono le esigenze del territorio? Credo che sia il caso anche qui di aprire un confronto innanzitutto col comune del territorio nel quale insiste l'ospedale, che è il comune di Bassano, ma anche con tutti quanti gli altri sindaci del territorio che fanno parte del comitato dei sindaci della conferenza. Perché non spendere questi soldi investendo in macchinari e personale, in servizi medici e infermieri per far funzionare sempre meglio i nostri ospedali? Questa è la richiesta che arriva dal territorio. Serve il personale innanzitutto, serve gratificarlo soprattutto quando fa dei turni pazzeschi, non riesce a fare ferie, vive degli stress indicibili, e serve anche investire in tecnologia, in nuovi macchinari che possano accelerare magari i tempi di esecuzione degli esami diagnostici piuttosto che delle operazioni chirurgiche. Ascoltare il territorio sarebbe un'operazione apprezzata moltissimo soprattutto dai pazienti, da chi ogni giorno ha bisogno dell'ULSS 7 e della sua sanità e di sentirla veramente vicina. Eccoci tornati in studio. Allora, tra poco andiamo a Padova. Vi leggo questa notizia che arriva da Chioggia, dove la Guardia Costiera ha prestato soccorso ieri sera a bordo di un peschereccio a 19 miglia dal porto di Chioggia a uno dei 5 membri dell'equipaggio che aveva accusato un forte dolore al petto, sintomo presumibilmente di un infarto in corso. Il comandante del peschereccio ha chiesto l'assistenza medica, il personale del soccorso marittimo diciamo, si è subito mosso con la motovedetta di soccorso che si è indirizzata verso la zona dove si trovava il peschereccio, che nel frattempo si dirigeva verso il porto di Chioggia. Si è messo in contatto telefonico l'equipaggio col medico, il personale medico che poi è arrivato, diciamo, e hanno diagnosticato una presunta angina pectoris. In 30 minuti è arrivata la motovedetta a bordo del peschereccio. No, la motovedetta non è arrivata a bordo, le persone, il personale sanitario della motovedetta è salito a bordo del peschereccio, insomma hanno assistito il malcapitato, poi l'ambulanza li aspettava al porto e insomma tutto è finito bene. E per fortuna, ecco, era bello anche raccontare un po' di questa assistenza, non ci si pensa, ma insomma i pescherecci durante la notte al largo, lontani quindi dalla costa, in caso di emergenza si sa sapere che c'è qualcuno pronto ad intervenire e ad aiutarti, insomma penso sia certamente una bella cosa. Andiamo a Padova allora, come dicevo, dove c'è Chiara Gaiani, che saluto. Ciao Chiara, ti ringrazio del collegamento, ti chiedo dove sei perché insomma è sempre anche bello cercare di riconoscere i posti dove siete e farci raccontare come mai siete lì. A te la parola. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, purtroppo non sarà un bel collegamento questo, è uno di quei giorni in cui tu non vorresti fare questo mestiere. Siamo appena usciti con il collega Federico Civotto dalla sede del reparto mobile della Polizia e delle Fiamme Oro di Padova. Siamo infatti in via d'Acqua Pendente, dove abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'allenatrice di Carlo Alberto Conte, il bambino, perché insomma di questo si tratta, di 12 anni, che è morto ieri sera alle 20 all'ospedale Cafoncello di Treviso dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco durante la sua prima gara di atletica a Vittorio Veneto. Una tragedia immensa che è piombata letteralmente sulla città di Padova, dove tutti hanno sperato fino all'ultimo che per Carlo Alberto accadesse un miracolo. 12 anni, lui viveva a Padova con i genitori e con la sorellina, si era avvicinato all'atletica
da pochissimo, ci ha raccontato la sua allenatrice Rosanna Martin. Aveva iniziato a ottobre con grande entusiasmo, a novembre l'idoneità sportiva, gli allenamenti 3 volte a settimana, avrebbe potuto scegliere di andare anche solo 2 volte alla settimana, ma no, lui ci teneva e partecipava 3 volte, la grande emozione per la prima gara domenica con il suo gruppo di atleti, ma che sono di fatto ragazzi e soprattutto amici. Ci ha raccontato il dramma di quando sono stati chiamati di corsa perché si era sentito male, l'assistere impotente alla rianimazione sulla pista e poi la grande speranza. Ci ha raccontato anche di una famiglia davvero incredibile, Rosanna Martin, perché stanno vivendo questi attimi di profondissimo dolore legati insieme dalla fede. È una tragedia che colpisce noi tutti, che colpisce da vicino anche tutti i cittadini, tutte le mamme, tutti i papà che sono vicini alla famiglia di Carlo Alberto Conte in questo momento. Tra l'altro ti racconto anche che questo era un bambino probabilmente davvero speciale. Ho sentito anche la scuola dove viveva Carlo Alberto questa mattina, la vicepreside ha posato 3 rose bianche sul suo banco, una scuola dove ovviamente c'è il sostegno psicologico per tutti i suoi compagni di classe che non sanno rispondere a una domanda a cui nessuno di noi in questo momento è in grado di rispondere. Perché? Sì, inspiegabile, improvviso, è una storia forse di un bambino così, tra virgolette, tu hai detto speciale, io dico invece normale, nel senso che un bambino come può essere qualunque dei nostri figli e quindi ancora di più ci si sente toccati da una tragedia del genere, perché un bambino che c'è e che un minuto dopo non c'è più, quindi veramente credo anch'io sia umanamente ed emotivamente anche molto difficile parlare di questo, però insomma è giusto farlo ed è giusto anche trasmettere delle emozioni come hai appena fatto tu, Chiara. Farete qualcos'altro? Andrete da qualche altra parte ora? Sì, noi adesso con Federico appunto siamo diretti in azienda ospedaliera per fare il punto della situazione, sperando finalmente di raccogliere buone notizie sul fronte dei contagi e del coronavirus. Continueremo ovviamente a seguire anche la cronaca e nei TG di questa sera cercheremo di capire come si stanno muovendo gli schieramenti in vista di quello che è l'appuntamento politico più importante per la città di Padova quest'anno, ovvero le elezioni amministrative. Se un candidato insomma a centrosinistra c'è ed è il sindaco uscente Sergio Giordani, ancora in area centrodestra dove insomma si ipotizza la discesa in campo dell'imprenditore Francesco Peghin, c'è grande maretta soprattutto in Casalega, quindi continueremo a seguire questa vicenda. Certamente la discesa in campo di Giordani adesso ha cominciato un po' a far muovere anche tutti gli altri, quindi insomma il dibattito politico si accenderà sicuramente nelle prossime settimane. Grazie Chiara, grazie mille, buona giornata, saluta grazie a voi. Federico e buon lavoro alla redazione di Padova naturalmente. Avete sentito quali sono i fronti aperti a Padova e quindi sapete cosa troverete nel telegiornale di Telenord Est, insomma i temi principali per questa sera. Sono le 12:13, quindi noi è il momento che ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo subito, usciremo di nuovo naturalmente e altre notizie, altri servizi. A tra poco. Stavo leggendo, eccoci ritornati, buongiorno e ribuongiorno a tutti, stavo leggendo, sapete dov'è Baricote? Io non lo sapevo, nella regione dello Swal. Vabbè, quindi molto chiaro, no? In realtà stiamo parlando di Pakistan, dove una missione italiana dell'Università di Venezia, ecco perché ve la dico questa notizia, perché viene dal nostro territorio, viene dal Veneto, questa missione italiana in Pakistan guidata dall'Università di Venezia ha scoperto uno dei più antichi templi buddisti al mondo in questa città che vi ho nominato Baricote. La datazione è la seconda metà del secondo secolo avanti Cristo, quindi veramente ovviamente oltre 2000 anni fa e probabilmente risale ad età ancora più antica, però la certezza ce l'avremo con le datazioni al radiocarbonio C14, una scoperta importantissima fatta quindi insomma da scienziati, da studiosi, da ricercatori
che sono partiti dall'Università di Venezia. Interessante. Dal Pakistan a Roma, dove ci sono le elezioni in corso del Presidente della Repubblica e dove facciamo il punto della situazione, lo facciamo con Carlo Inghilleri, vediamo un po' come stanno andando le cose, sapendo che di ora in ora però tutto può cambiare e si può modificare, compresi gli orientamenti dei 77 grandi elettori veneti. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Anche oggi in aula a Montecitorio uno dei nomi più gettonati per il Quirinale è scheda bianca o bianca scheda. Invertendo l'ordine dei fattori, il risultato politico non cambia. Anche oggi ci saranno tante schede bianche, il Partito Democratico voterà scheda bianca, lo stesso faranno la larga parte dei partiti di centrodestra e centrosinistra. Lo sforzo è quello di cercare un candidato condiviso. Il centrodestra oggi ha presentato una rosa di nomi, tutti di alto profilo istituzionale, da condividere con le altre forze politiche. Girano schede bianche, ma si fanno anche i primi nomi, non quello della veneta Elisabetta Casellati, perché la Lega, con gli alleati di centrodestra, ritiene che le cariche istituzionali, e la Casellati è Presidente del Senato, almeno per il momento debbano essere tenute fuori dalla discussione. Non è da escludere che quella di Elisabetta Casellati sia una carta che il centrodestra voglia giocare più avanti, in momenti più decisivi. Ma già oggi nomi di valore non mancano, anche inseriti all'ultimo minuto. All'ultimo minuto e con sorpresa è stato inserito anche il nominativo di Carlo Nordio, magistrato veneziano che tra l'altro da pochi giorni ho nominato come consulente della commissione parlamentare d'inchiesta di cui sono presidente. La sensazione però è che si punti all'elezione del Presidente della Repubblica non ora, nei primi 3 scrutini, quando serve una maggioranza dei 2/3 dell'Aula, ma semmai da giovedì, dal 4° scrutinio in poi, quando basterà la maggioranza del 50% più 1. L'auspicio è di fare presto, perché i cittadini non capirebbero in questo momento una politica che per giorni e giorni gioca a risico. Serve un Presidente della Repubblica che sia rappresentativo di tutti gli italiani, super partes, e una vicenda in cui non ci sono vincitori e vinti, non c'è qualcuno che ha messo un Presidente della Repubblica vicino a lui, ma in cui si sia scelta insieme la figura giusta che possa rappresentare tutti. Come vi dicevo, poi la situazione cambia di ora in ora, adesso proprio pare che nelle ultimissime ore Salvini abbia aperto, il leader della Lega abbia aperto anche al nome della Casellati, che insomma potrebbe allora essere inserita nella lista dei votabili, diciamo così, però ecco, sono ore ovviamente di continua evoluzione. La Casellati, come sapete, è avvocato padovano, presidente del Senato. Ieri un po' l'abbiamo fatto vedere con qualche fotografia durante il nostro Focus TG di pranzo di ieri, di martedì, e abbiamo fatto vedere le frecce tricolori che sorvolavano Venezia un po' inaspettatamente, e che era in realtà l'occasione per riprese che entreranno in uno spot televisivo per le Olimpiadi di Cortina. Allora, insomma, questa sorpresa che c'è stata la riassumiamo nel servizio di Ilaria Marchiori. Tutti col naso all'insù. Questa mattina molti veneziani non capivano che cosa stesse succedendo, tanto che molti, allarmati per il frastuono, hanno chiamato le forze dell'ordine. Poi il mistero si è svelato. Era la scia tricolore della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare che ha colorato il cielo di Venezia. Per Venezia è sempre un grande onore ospitare le frecce, c'è una bellissima amicizia, ormai è qualche anno che sono un appuntamento importante della nostra città in occasione di alcune celebrazioni importanti come il Salone Nautico, Venezia 1600 o altre iniziative. Le frecce tricolori hanno sfrecciato sopra il ponte di Rialto e la chiesa di San Giorgio Maggiore per segnare il primo appuntamento del percorso in preparazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono qui a Venezia per girare un importante video promozionale su Milano Cortina per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in cui Venezia ovviamente ha un ruolo importante perché sarà parte di questo grande triangolo che da Milano arriva a Cortina e si congiunge con Venezia.
Riprese che saranno trasmesse nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino di prossima apertura. Le Dolomiti e più precisamente Cortina saranno sede dello sci alpino femminile e delle discipline di bob skeleton e slittino. Le gare olimpiche si svolgeranno tra il 6 e il 22 febbraio 2026. 12:21, siamo insieme da mezzogiorno, rimaniamo qui con voi fino alle 13:30 e voi rimanete con noi naturalmente, questo è l'invito per rimanere aggiornati soprattutto su quanto accade, un po' di servizi realizzati dalle nostre redazioni ma anche collegamenti in diretta, quindi per avere l'attualità a portata di mano su quanto sta accadendo in giro fuori dallo studio nel nostro nord-est e anche insomma nelle vostre città ma anche nelle altre città, quelle dove in questo momento non siete. Ecco, c'è una notizia che così si collega magari anche al prossimo servizio che è appena arrivata e che dice: è in corso una crisi mondiale della salute mentale, soprattutto tra giovanissimi, quindi depressione e ansia fra adolescenti che è raddoppiata rispetto a prima della pandemia. Sono veramente una notizia dura, oserei dire drammatica. Sono stati condotti studi su 80.000 giovani, un adolescente su 4 in Italia e nel mondo ha i sintomi clinici di depressione e 1 su 5 disturbi d'ansia. Chiaramente la pandemia ha peggiorato la situazione, ma solo il pensare che ci siano dei ragazzi, dei giovani che soffrono di depressione e ansia veramente fa paura, perché insomma i giovani sono quelli che dovrebbero invece essere sempre spensierati, mossi dall'allegria ed essere contenti della loro vita. Purtroppo questa notizia davvero è quasi drammatica e su questa, diciamo, questo aspetto mentale, questo aspetto del psicologico ed emotivo dei giovani, ecco, la nostra Erinda Chitese è andata proprio a raccogliere cosa pensano di questo tema i bassanesi e quindi vediamo cosa ne è uscito. I suoi nipoti hanno dovuto magari studiare anche da casa? Anche adesso. E i genitori come si trovano a gestire la situazione? Si trovano, devono risolvere il problema, vanno avanti. Ma secondo lei ha un impatto anche sul modo su come loro apprenderanno? Fa non avere un impatto su quello che possono imparare, avrà un impatto sul rapporto che hanno con i compagni di scuola, con tutto. È difficile anche i ragazzi perché si chiudono in se stessi stando in casa e si ammalano. Io vedo anche la mia a 8 anni e la vedo che è triste. I suoi nipoti hanno avuto problemi in classe con DAD, quarantena? Sempre, guardi, sì. Uno ha appena finito che frequenta la scuola, il liceo sportivo ad Asiago. C'erano 2 contagiati, è sceso, è arrivata la febbre anche a lui, è stato 10 giorni chiuso, insomma, e lavorava appunto in DAD. È abbastanza difficile comunque anche seguire le lezioni e tutto, quindi nel momento in cui siamo costretti a rimanere a casa richiede anche uno sforzo maggiore anche da parte nostra. Manca la socializzazione, manca il rapporto col professori, manca tutto. Hanno perso quasi 2 anni di scuola in questo periodo, veramente è un disastro. Questo non fa che confermare insomma, la notizia che abbiamo dato poco fa: un adolescente su 4 nel mondo soffre di depressione e ovviamente il Covid ha peggiorato sensibilmente le cose. Bisogna aiutarli questi giovani, assolutamente, bisogna ridare loro serenità, aiutarli a ritrovarla. 12:25, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e andiamo a Venezia. (12:28), mercoledì 26 gennaio, staremo insieme fino alle 13:30, sono gli orari classici di Focus TG, 12, 13:30 e insomma all'interno di questa ora e mezza tante notizie, tante informazioni in diretta ma anche grazie ai servizi delle nostre redazioni. Adesso vi avevo detto andiamo a Venezia, adesso sentiamo dove precisamente perché siamo collegati al telefono con il nostro collega Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, come stai e dove sei? Buongiorno Federico, buongiorno a tutti voi. Dove sei in questo momento? In Lido di Venezia. Tuoi.
Come? Mi faccio gli affari tuoi, dico, ti chiedo dove sei. Sì, sono al Lido di Venezia perché ormai è corsa la notizia che intorno alle 9 di questa mattina c'è stato un risveglio per l'isola un po' traumatico, nel senso che intorno alle 9, su segnalazione della Polizia di Stato in zona San Nicolò, precisamente in un ponticello pedonale che collega via Rovigno con la via principale, purtroppo è stato rinvenuto un corpo di un cadavere che affiorava dall'acqua della laguna, e si tratterebbe molto probabilmente di un giovane residente nel comune di Venezia ma non al Lido, sembrerebbe a Marghero. Usiamo il condizionale in quanto siamo ancora in attesa del risponso del medico legale e dei vari accertamenti di rito, e quando è stato recuperato il corpo purtroppo non c'era già più nulla da fare, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco insieme alla squadra locale che purtroppo non hanno potuto far altro che ripescare il corpo ormai senza vita della persona. Che ipotesi si fanno, Lorenzo? Ovviamente rimaniamo nel campo delle ipotesi. Le ipotesi possono essere ovviamente le più disparate, le più diverse. Al momento non si esclude nulla, nel senso che potrebbe per esempio essersi trattata di una caduta accidentale, poi la persona, il ragazzo non sia più riuscito a risalire, anche perché ricordiamo che insomma, il decesso sicuramente è avvenuto qualche ora prima delle 9, quando la temperatura non è delle più confortevoli, ecco, in questo periodo, e anche risalire l'acqua della laguna può non essere facile. Sicuramente non ci sono, almeno da quanto si è potuto appurare, segni di violenza, ecco. Probabilmente c'era anche buio, quindi magari motivo in più per pensare che possa essere stato è una zona un po' anche defilata, non di passaggio, per cui è difficile anche eventualmente chiamare i soccorsi. Non c'è in questo punto un guardrail che possa anche evitare caduta, ma ripetiamo, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Purtroppo la cosa certa è che per la persona non c'era già nulla da fare, una persona giovane, peraltro sì, intorno ai 30 anni. Grazie Lorenzo, grazie mille per questi aggiornamenti. Ovviamente poi nel TG di Venezia avremo certamente qualche notizia in più verso sera. Ti ringrazio, buon lavoro e a voi. Grazie, buon lavoro, nel senso di lavoro destinato o orientato a trovare nuove informazioni su quello che è accaduto, sulla tragedia che è avvenuta. C'è la cronaca, quindi vedete, non sono solo notizie di politica o legate alla pandemia, ma c'è anche la cronaca, e questo è un fatto accaduto proprio poche ore fa al Lido di Venezia, ce l'ha raccontato Lorenzo Maier. Adesso andiamo invece sull'altopiano di Asiago, parliamo di turismo. Insomma, ormai siamo a metà, penso, più o meno di questa stagione invernale, e sotto il profilo del turismo si può già fare magari un primo bilancio. Infatti un bilancio che arriva per noi da Sharon Di Carlo, fatto insieme al sindaco di Roana. Sentiamo. Fare di necessità virtù. Un proverbio che racconta la prima parte della stagione invernale del comune di Roana. Un turismo trasformato a causa della pandemia. Un approccio differente al mondo sportivo, privilegiando soprattutto il contatto con la natura. La stagione è iniziata un po' in sordina, poi man mano ha preso un po' più di vigore. Il vigore è stato dato anche da un modo diverso di vivere il turismo, da un modo diverso di affrontare quella che è anche il rapporto con il mondo sportivo, quindi il mondo sportivo vissuto non solo con un binomio di sci-montagna, ma vissuto con un modo di vivere lo sport diverso, a 360 gradi, che ha portato anche ad apprezzare altre attività che magari prima venivano un po' in subordine.
quale ad esempio la possibilità di escursioni con le ciaspole in posti più ampi, in posti più aperti, magari anche sconosciuti ai più, la possibilità di affrontare l'alpinismo anche per quelle persone che si avvicinavano all'inizio a questo tipo di sport. E c'è stato quindi un modo diverso di vivere l'altopiano, di scoprire quelle bellezze che magari una volta erano riservate più alla gente del posto. Tutti pronti ad una seconda parte di stagione, magari un po' più nevosa. Intanto speriamo che nevichi un po' di più, anche se le piste comunque sono innevate, e speriamo che le persone possano affrontarle in modo sereno, che abbiano la voglia di vivere questi aspetti, accompagnati anche dal mondo della natura e dalla possibilità di stare negli spazi aperti, tenendo conto di quelle che sono anche le normative e quindi quella che è la legge che dovremo applicare di volta in volta in base a come andrà il Covid. Domani, come sapete, è in programma il Giorno della Memoria e la Prefettura di Venezia ha dato questa comunicazione: evitare cerimonie pubbliche e posticipare la consegna delle medaglie d'onore ai familiari degli insigniti in forma più stretta. Questa indicazione che è arrivata questa mattina per la giornata di domani, per il permanere dell'emergenza Covid-19 e per il quadro epidemiologico generale. Venezia custodisce nel sestiere di Cannareggio il ghetto più antico d'Europa, voluto dalla Repubblica Serenissima a partire dal 1516, dove c'erano le fonderie veneziane. Ecco, questa è una notizia che arriva da questa mattina, giornata fondamentale domani per la nostra storia, per la nostra società, però tutto dovrà essere fatto, dice la Prefettura, in forma più ridotta. Vabbè, possiamo capirlo naturalmente che sia così. Abbiamo visto il bilancio quindi del turismo sull'altopiano, poi insomma in questi giorni cercheremo anche di bilanciare, no scherzo, una parola che non c'è da fare, il bilancio anche di altre località turistiche del nostro nord-est e anche, perché no, proprio dell'altopiano. E adesso fra un po' andremo a Padova, così sentiamo l'attualità su lo sport, direi soprattutto le notizie, le ultime notizie sul fronte del calcio e dello sport che ci sono da Padova. Purtroppo le penultime notizie, quindi quelle che invece arrivano dalla giornata di ieri, non erano belle notizie, nel senso che insomma, abbiamo seguito il funerale di Gianni Di Marzio, allenatore, talent scout, insomma fu lui che segnalò Maradona a Napoli. Gianni Di Marzio, tra l'altro papà di un nostro collega, vive nel centro storico di Padova, appunto ieri funerali al Duomo e ovviamente la redazione di Padova li ha seguiti per noi. È entrata così la bara di Gianni Di Marzio, seguita dal figlio e dalla moglie, nel Duomo di Padova, coperta con le maglie e le sciarpe delle sue squadre. La maglia numero 10 del calcio Padova insieme ai colori che hanno caratterizzato la sua carriera. Napoli, Palermo, Cosenza, Catanzaro, tutte piazze in cui il ricordo di Di Marzio è rimasto indelebile. Una gran persona per me personalmente, è sempre stato un allenatore, un uomo che mi ha sempre dato dei giusti consigli, mi ha predestinato alla carriera da giocatore, da allenatore, da arrivare in Serie A ci sono arrivato e con lui ho sempre avuto un grandissimo rapporto e sono qui anche per onorare la sua grande umanità. C'era tanto di quel mondo sportivo che Di Marzio amava nel Duomo di Padova. Presenti con Lovati, Prandelli, Damiani, Novellino, Galderisi, il calcio Padova e con loro il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina, oltre a tanti padovani e padovane che a Gianni Di Marzio erano legati. Un ultimo saluto ad un maestro di calcio e di vita, come si legge nell'epitaffio. Un uomo di quel calcio d'altri tempi fatto di imprese e sacrifici che ha rappresentato moltissimo per il calcio nazionale ed internazionale. Perché le sue competenze, come sappiamo bene dall'affaire Maradona, arrivavano fin là, insomma, fino al Sud America e oltre. Quindi se n'è andata una persona al quale tutti noi che abbiamo la fortuna di vivere ancora nel calcio dobbiamo gratitudine e riconoscenza, perché lui credo abbia fatto del bene al calcio con il suo attivismo instancabile, con la sua esuberanza, con la sua grande voglia di vivere.
Bel ricordo di Gianni Di Marzio, insomma una persona che aveva colpito tutti e che ha colpito tutti nella sua vita per l'entusiasmo, insomma anche noi che l'abbiamo conosciuto, davvero la voglia di parlare sempre di calcio, di sport, questo ci aveva sempre un po' colpito di lui. Ci fermiamo solo per un attimo, veloci perché poi dobbiamo andare a Vicenza da Daniele Garbin che ci sta aspettando. 12:41, Focus TG fino alle 13:30. Vi avevo detto che andavamo a Vicenza, invece andiamo a Padova. No, scherzo Daniele, non allarmarti, arriviamo subito. Solo per darvi una notizia che è arrivata da Chiara Gaiani. Ci aveva detto nel precedente collegamento che stava andando a raccogliere informazioni in azienda ospedaliera, da dove arriva la notizia che la rianimazione, quindi il reparto di rianimazione centrale, torna area mista. Cosa significa? Non più solo dedicata a pazienti Covid, ma anche ad altri pazienti. Questo insomma dovrebbe essere una buona notizia verso un ritorno alla normalità anche all'interno dell'ospedale di Padova. Questa è una notizia appena comunicata ai nostri colleghi dal direttore generale, dal BEN dell'azienda ospedaliera di Padova. Eccoci Daniele Garbin. Veniamo a Vicenza da te e raccontaci se hai qualcosa da raccontarci, se no parto io con le domande. Sì, buongiorno Federico da Vicenza, buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, siamo in piazzale. Hai un fenomeno dietro di te, vabbè, per il momento non è... Per il momento non è pericoloso. Sì, ciao. Sì, buona giornata. Vabbè, un po' di allegria, dai. Però non avere una mascherina, ecco, questo non va bene. Vabbè, siamo in zona ridosso di Campo Marzio, ecco, siamo in corso Viale Milano, Via Verdi, Piazzale Bologna, ecco, sono le zone critiche d'eccellenza del degrado e su queste zone. No, vabbè, ma questi ragazzi, dai, non erano... No, questi ragazzi no, positivi, assolutamente, spiegavo, un po' di allegria. Perché sono qui e dove sono, ecco, fatalità non erano previsti, un attimo fa non c'era nessuno, anche il bello della diretta, a volte anche l'incertezza, meno male certo. che è andata così, perché in effetti a sentire le testimonianze di chi ci abita non sempre va così, anzi oltre una certa ora i residenti sono ancora preoccupati, perché proprio da qui era partita una raccolta firme e hanno sollecitato anche questore a interventi decisivi. Sì, qui vicino è stata aperta il presidio fisso davanti alla stazione, ci sono state delle iniziative importanti, ecco, però diciamo che l'arrivo del nuovo questore Paolo Sartori ha fatto scattare 3 blitz uno dietro l'altro, comunque dei controlli veramente di peso. Sono stati dati dei segnali importanti anche in questa zona, proprio con una serie di fogli di via, mobilitate diverse, forze dell'ordine congiunte, che hanno fatto, volevano ancora ripristinare il segnale della legalità. Questa non è una zona che si lascia agli spacciatori e si lascia ai residenti a loro stessi, comunque al degrado. I problemi restano, però ecco, c'è stata la necessità, infatti un po' tutte le forze politiche hanno dato plauso a questa iniziativa che non risolve i problemi, però dà un segnale importante come veniva richiesto, e noi siamo qui proprio per sentire e ascoltare i residenti su questa iniziativa, come è stata valutata, se era quello che chiedevano, se effettivamente, pur sapendo che dal punto di vista normativo le leggi sono così frustranti per le forze dell'ordine, che magari non è che sia necessario l'intervento, è che poi una volta presi certi criminali poi non si ha proprio gli strumenti per poterli bloccare e comunque condizionare. Ecco, invece questi blitz in qualche modo il questore proprio ha dato dei DASPO importanti a alcuni soggetti che avevano maturato dei precedenti pericolosi, ecco. E quindi abbiamo sentito l'umore delle persone e si dicono contenti veramente di questo segnale, e questo era un punto. Tra l'altro poi, scusa se ti interrompo Daniele, proprio il questore di Vicenza, che ovviamente è il responsabile anche per quello che riguarda Bassano, quindi la provincia, ecco, poi sentiremo proprio le sue parole anche su Bassano, ed è in linea, cioè anche per Bassano ha promesso una sorta di giro di vite con più controlli, più personale in servizio, eccetera. Quindi insomma direi che mi pare sia il suo stile in questo momento, cioè è arrivato e vuol dare un segnale che per lui l'ordine pubblico è molto importante.
Assolutamente, è proprio così, Federico, anche perché i nostri servizi anche in questa zona come in altre, non è questo è un po' l'esempio, il punto, poi anche dal punto di vista delle indagini, il centro dello spaccio un po' del nord-est, qui a Campomarzo purtroppo quelle inchieste che poi hanno portato il filone anche a Trento, attraverso Verona, comunque si sa che è una zona, però non si vuole lasciare campo libero. Ecco, questo era il segnale che si voleva dare e che i residenti che chiedevano a noi con i nostri servizi che abbiamo fatto avevano proprio necessità anche di questo. Certo. Ecco, e quindi conferma, noi abbiamo dato con i servizi il plauso anche a questo questore. Effettivamente, come abbiamo testimoniato che magari le cose potevano essere risolte, comunque era necessario dare un segnale, in questo momento abbiamo anche dato la possibilità che venisse evidenziato. Senti, ti faccio una domanda. Ieri ci avevi raccontato nel collegamento che avevi fatto dalla zona dell'Albera, insomma, dove ci sono quei lavori in corso così importanti per il futuro dei trasporti a Vicenza. Volevo chiederti, ci avevi detto che il sindaco Rucco era andato a Roma per parlare proprio di quello con i vertici del Ministero e del Governo. C'è qualche novità? È tornato e ha portato qualche novità il sindaco? Sì, ne abbiamo reso conto anche ieri e la novità è che c'è stato assicurato proprio attraverso il sindaco dal viceministro la possibilità, insomma, di dare la massima attenzione. C'è l'impegno di contattare i vertici di Terna, che era stato l'ultimo ostacolo. Sì, tra amici di cui parlavi ieri. Sì, ecco, che si sarebbe fatto lui promotore di un'iniziativa per sollecitare e rimuovere, prima capire, poi rimuovere gli ostacoli. Le parole testuali che ha detto è proprio massima attenzione, sono quelle che proprio ieri abbiamo dato in diretta agli stessi cittadini mentre il sindaco era a colloquio, che però avevamo avuto questa anticipazione e che avevamo riportato. Purtroppo ovviamente i cittadini che da anni, a 25, 30, insomma, sono in attesa di questa grande insomma, opera, sono ancora un po' scettici, certo. Infatti lo dicono, ce l'hanno promesso tante volte, come se fossero, giustamente ed è anche comprensibile, che segnali, annunci. Un segnale in avanti mi pare ci sia stato, dai. Assolutamente, ecco, Bene, questo c'è la volontà registrata. Ti ringrazio, grazie di questo collegamento, abbiamo trattato due temi importanti e ovviamente insomma poi gli sviluppi nel TG di Vicenza questa sera 19:15. Grazie ancora Daniele, buon lavoro. Grazie Federico. Grazie. Ciao, buon lavoro a te e alla redazione di Vicenza naturalmente. Ecco, dicevamo poco fa con Daniele Garbin che il questore di Vicenza, oltre ad aver parlato e anche già agito a Vicenza, ieri con noi ha anche detto qual è un po' la linea che vuole seguire a Bassano e quindi insomma certamente è molto importante capire cosa ha in mente per il futuro sotto il profilo della sicurezza anche nel Bassanese. Sentiamo il servizio. Sempre più sicurezza. È di questo che ha bisogno il comune di Bassano, ma questa anche la direzione ferrea al momento presa dal nuovo capo della polizia di Vicenza, Paolo Sartori. Controlli a tappeto, 2 fogli di via, multe e sanzioni. Il bilancio dei primi 15 giorni di questa nuova gestione dell'ordine pubblico in città. Bassano del Grappa, così come altri centri della provincia vicentina, rappresentano anch'essi una priorità per quanto riguarda la nostra attività. Servizi interforze sono già stati disposti, mi sono ripromesso di andare quanto prima sul territorio e lo farò già a cominciare dalla prossima settimana. E non solo, presto anche novità per il commissariato. Nelle prossime settimane ho intenzione di rafforzarlo con ulteriori elementi che verranno inviati a prestare servizio a Bassano e anche proprio per questo motivo ritengo che queste operazioni interforze che allorché vengono effettuate su tutto il territorio provinciale possono avere una valenza complessiva assolutamente efficace da questo punto di vista. Mantenere una presenza costante e sistematica delle forze dell'ordine sul territorio ed interventi incisivi. Questa la nuova strategia. Proseguono su tutto il territorio provinciale i controlli interforze per verificare il rispetto delle normative sia quelle governative che quelle regionali che sono state emanate a tutela della salute di tutti e a questo proposito mi preme sottolineare come la gran parte dei cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini della nostra provincia abbiano assunto una piena consapevolezza che questi controlli sono solamente ed unicamente finalizzati a garantire la tutela della loro salute. Consapevolezza dei cittadini, sinergia tra le parti, un concetto vincente di sicurezza.
il concetto di sicurezza deve essere assolutamente condiviso, e così è, proprio perché i cittadini ci chiedono sempre di più di essere presenti sul territorio, ed è solo ed esclusivamente grazie alla loro consapevolezza dell'importanza di quello che stiamo facendo che noi possiamo svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile. 12:51, ancora collegamenti che dobbiamo fare con i nostri amici e giornalisti delle altre redazioni fuori dallo studio di Bassano. In attesa di questo vi torno, ecco, diciamo così, al collegamento che aveva fatto Chiara Gaiani con noi da Padova. Vi ricordate un po' di tempo fa, diciamo una mezz'ora fa, anche qualcosa di più, davanti alla sede delle Fiamme Oro a Padova, la caserma di Via Acqua Pendente, dove c'è anche il reparto mobile, c'è la Polstrada, c'è la Celer, il reparto Celer, ma c'è anche la pista d'atletica delle Fiamme Oro, e ci aveva raccontato del dramma del 12enne padovano colpito da un arresto cardiaco mentre partecipava alla gara nell'Alto Trevigiano, e che poi a Vittorio Veneto, e che poi non ce l'ha fatta, e dopo alcune ore in ospedale appunto purtroppo è morto. E arriva la dichiarazione degli organizzatori della gara che dicono: siamo incapaci di accettare quanto è accaduto, di venire a patti con i tanti giorni di gioco, di gare, di studio e di avventure che ti spettavano e che ti sono stati tolti. Sei diventato subito parte delle nostre vite, e abbiamo pensato quel giorno di non organizzare più gare, di non segnare più i percorsi, eccetera. Invece mi pare di aver letto che organizzeranno invece delle gare, e le faremo a nome tuo, dicono gli organizzatori, e anche le società del Trevigiano che avevano partecipato. Quindi insomma c'è da aspettarsi che dedicheranno la gara a Carlo Alberto Conte, 12 anni, vi ricordo, insomma ha perso la vita davvero giovanissimo, e questa è un po' la risposta che arriva dagli organizzatori. Vi mostro anche, se riesco a recuperarli in fretta, i dati di Azienda Zero sui contagi. Dicevamo che non sono dati molto incoraggianti, anche se da Padova adesso è arrivata la notizia che il reparto di rianimazione centrale non sarà più solo per pazienti Covid, ma sarà allargato anche ad altri pazienti, e questa è una buona notizia, perché nelle terapie intensive effettivamente c'è un calo di posti letto occupati. Purtroppo però il numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore è salito di parecchio. Eccolo qui il dato: 19.820 nuovi casi positivi, per un totale di casi attualmente positivi in Veneto pari a 259.000 e rotti. La questione dei ricoveri ve la mostro perché eccolo qui, lo vediamo da questi dati: 24 nuovi ricoveri in terapia non intensiva, ma 7 ricoveri in meno in terapia intensiva e 24 decessi. Ecco. Allora, a questo punto direi che possiamo andare a Padova per vedere come è andata a finire la vicenda che ci aveva accennato Francesco Ratai ieri mattina nel suo collegamento. Conclusi i lavori di restauro dell'arco della cappella di Santa Caterina nella Basilica di Sant'Antonio, e ne è uscito anche un giotto nascosto. Svelato il restauro durato 9 mesi dell'ingresso della cappella di Santa Caterina o delle Benedizioni alla Basilica di Sant'Antonio a Padova. Un restauro conservativo che ha permesso di far emergere la mano di Giotto, un lavoro promosso dalla delegazione pontificia nella persona dell'arcivescovo Fabio Dalcin. È un momento grande perché viene restituito al popolo, alla gente, ai visitatori, ai pellegrini, quest'opera grandiosa che solo ad ammirarla si percepisce un sentimento di serenità, è un qualcosa che ci fa star bene e che ci rende anche migliori. La cappella di Santa Caterina può essere a tutti gli effetti considerata la palestra su cui Giotto si allenò per la Cappella degli Scrovegni.
Nell'arco, infatti, si trova dipinta anche la scrofa rampante, simbolo della nota famiglia padovana. Francesca Dal Cais è convinta e lo scrive in un saggio del 69, dice: io riconosco in una santa la mano di Giotto, guarda le mani, un modello indiziario, guarda la profondità spaziale dei quadrilobi, ma soprattutto riconosce il volto dell'ovale, che è lo stesso volto della Vergine a cui Enrico Scrovegni nella cappella dona il modello della cappella degli Scrovegni, e dice: posso asserire con certezza assoluta che questo arcone qui c'è la mano di Giotto, e qui sotto, dice, c'è il finto marmorino che ci riporta ancora a Giotto. Recentemente un giovane studioso si è accorto di una cosa incredibile guardando le vecchie foto, che c'è il simbolo siamo nella cappella delle benedizioni, che era sotto il giuspatronato della famiglia Scrovegni. Enrico Scrovegni e Giotto si sono incontrati qua sotto. La bellezza della basilica è pari solo alla devozione che i fedeli hanno per Antonio, un motore invisibile che la muove da 800 anni. Sia un bel segno questo di poter riscoprire anche dal punto di vista pittorico delle memorie di bellezza che dicono appunto tutta la profondità della fede anche sul piano di una elaborazione estetica, certo, sia dal punto di vista cristiano, ecco, che sempre ha richiamato la profondità della fede anche attraverso le immagini, ancor più francescano. Un nuovo gioiello per l'Urbs Picta, ora i lavori per mettere in protezione la statua del Gattamelata. Questo è un impegno che abbiamo preso anche noi assieme all'arcivescovo Fabio Delci, assieme a Santa Sede. Bisogna risolvere questo problema. Costerà moltissimo perché il preventivo è molto alto, però io contiamo molto sul Ministero, sullo Stato, per quanto riguarda la Santa Sede, il Comune di Padova, trovo anche la Fondazione, veramente tutti insieme riusciamo a risolvere questo problema. Da Padova, dalla Basilica del Santo, passiamo per Bassano, qui dallo studio, e andiamo subito fuori di nuovo. Vedete che con l'occhio ogni tanto guardo in basso perché stavo controllando se c'era Ilaria. C'è Ilaria Marchiori collegata. Ilaria, sei a Chioggia, però so poco altro, sono preparatissimo, quindi a te la parola, raccontaci un po' cosa sta succedendo. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci sono perché oggi è una giornata importante soprattutto dal punto di vista sanitario, perché è stato inaugurato ma soprattutto realizzato in tempi velocissimi il punto tamponi Drive che è già tra l'altro attivo e già in servizio. Insieme a me c'è il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, perché questa decisione, questa iniziativa è stata voluta proprio partendo dal Comune, che ha coinvolto l'autorità portuale, perché ci troviamo proprio nella sede dell'autorità portuale, ci troviamo nella zona del porto di Chioggia, ovviamente insieme all'Ulstre Serenissima che ha realizzato poi il tutto. Allora, sindaco, questo perché? Perché c'erano delle criticità nelle scorse settimane a Chioggia. Sì, da qualche periodo ricevevo segnalazioni continue da parte dei cittadini che dovevano attendere tante ore il proprio turno per effettuare il tampone. Tra questi cittadini c'erano ovviamente bambini piccoli e anziani, e quindi da sindaco mi sono sentito in dovere, perché non è che il sindaco sia menefreghista, no, lo ricordo sempre ai cittadini: il sindaco ascolta, vede tutto, sa tutto o quasi, ecco, quindi mi sono sentito in dovere di coinvolgere tutti gli enti preposti. Abbiamo effettuato una riunione tecnica in presenza al centro tamponi dell'ospedale, quindi era chiaro che c'era bisogno di alleggerire la pressione che c'era sull'ospedale, che ricordo sempre che l'ospedale per me è considerato un obiettivo sensibile, quindi va salvaguardato non solo l'ospedale ma anche il personale che lavora al proprio interno, che era continuamente sotto pressione da parte dei cittadini che si recavano a fare il tampone. Quindi abbiamo convocato questo incontro e finalmente con un gioco di squadra abbiamo raggiunto questo importante risultato, che è quello di dislocare questo punto tamponi nella zona portuale. Da dove è nata proprio l'idea di realizzarlo in questa zona? È nata perché la zona portuale ovviamente è estesa, vasta, è un parcheggio questo esterno al porto di Chioggia, al porto di Valdario, e quindi questa era la zona, diciamo, che era più spaziosa per poter fare questo tipo di intervento. Ecco, però, ripeto, un'emergenza sanitaria da sindaco non potevo accettare che diventasse un problema di ordine pubblico, ecco, perché
diverse volte le forze dell'ordine erano intervenute per sedare un po' gli animi surriscaldati dei cittadini, quindi adesso i cittadini si potranno recare qui al centro tamponi e comodamente seduti all'interno della propria autovettura rimarranno anche al caldo. Sono stati portati anche dei vici chimici, quindi veramente un grazie al presidente dell'autorità portuale di Blasio che ha recepito il messaggio, cioè il messaggio di urgenza che c'era, il grido che è stato lanciato dal sindaco, e ringrazio anche i tecnici dell'ASL, il direttore generale dell'ASL, che veramente in tempi brevissimi sono riusciti a creare questa struttura che potrà continuare anche nel tempo e darà sicuramente risposte ai cittadini, quindi non più attese ma tamponi rapidi, in modo da poter esaudire tutte le richieste che ci sono, che siamo quasi a 2700 positivi a Chioggia, quindi la richiesta è ancora tanta. Ecco, la richiesta è tanta non solo a Chioggia ma anche in altre zone nel territorio dell'Ustre Serenissima. Ricordiamo, questa criticità è stata fronteggiata dopo comunque l'appello anche del sindaco qui a Chioggia. Questo punto è stato realizzato in meno di una settimana, ma ora l'Ustre Serenissima si sta attivando anche per risolvere questa questione a Mestre, con la realizzazione di un punto simile a questo che si troverà a Favaro Veneto, dove noi ovviamente ci saremo per documentarlo e saremo presenti all'inaugurazione. Ringrazio il sindaco Armelao. Federico, se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Guarda, so che c'è il ritardo nel collegamento, però non riesco a non fare una domanda al sindaco molto breve. Insomma, pochi mesi fa è diventato sindaco con tanto entusiasmo, ci aveva colpito questo. Prego. È ancora così o magari qualche sera dice chi me l'ha fatto fare? Mi chiedono dallo studio, lei è sindaco da poco, era molto entusiasta quel giorno della vittoria, è ancora così oppure si dice chi me l'ha fatto fare, visto anche quella che è la situazione soprattutto dettata dalla pandemia? No, assolutamente, sono orgoglioso e felicissimo di essere sindaco di questa splendida città. Dovessero richiederlo lo rifarei molto volentieri, sono proprio orgoglioso, come sono tutti orgogliosi i chioggiotti di questa città, quindi lo rifarei e sono felice, ecco, non mi pesa nulla, inizio alle 7 di mattina, finisco a mezzanotte e alle 5:30 sono già sveglio per leggere la rassegna stampa del comune, quindi lo faccio volentieri e questa è la mia passione, dare risposte ai cittadini, quello è quello che mi gratifica di più. Ecco, questo è lo spirito proprio giusto per quello che sarà il suo prossimo lavoro nei 5 anni che ci troviamo davanti, quindi lo spirito giusto anche per fronteggiare questo momento di sicuro non facile. Bene, grazie mille, grazie al sindaco, che è quello che vogliamo sentire dai nostri sindaci, quindi avanti così, grazie Ilaria Marchiori, buon lavoro a te e la redazione di Venezia, noi rimaniamo insieme fino alle 13:30, quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo, torneremo a Padova tra poco per parlare di sport, adesso ci fermiamo però solo per un attimo e poi torniamo con voi. (13:05), ancora 25 minuti da trascorrere insieme, siamo qui dalle 12, stiamo uscendo e rientrando dallo studio, tutti i nostri collegamenti con le altre città del Veneto, intanto arriva una dichiarazione di Zaia sul giorno della memoria, la giornata di domani così importante, e in pratica insomma Zaia ammonisce perché il seme della banalizzazione è rischioso, dobbiamo tenere insomma alto il ricordo, la memoria, parlare di quello che è accaduto perché insomma è una giornata che deve essere dedicata all'onorare milioni di ebrei e tutte le altre vittime comunque che non sono tornate a casa dai lager nazisti. Questo era Zaia, che come sapete è impegnato a Roma nell'elezione del Presidente della Repubblica. Noi andiamo a Padova invece, dove c'è Francesco Ratai per noi, gli chiediamo dov'è, ecco io ho riconosciuto dov'è, bello vedere e cercare di capire dove sei piazzato in questo momento, e ci parli di sport anche oggi, nel senso che ieri abbiamo parlato di sport, ma insomma purtroppo collegati al lutto che ha colpito Padova, ma direi il calcio italiano con Gianni Di Marzio. Oggi sport e calcio da un altro punto di vista. A te la parola, Checco, dove sei? Però prima diccelo.
Federico lo sai meglio di me dove siamo. Siamo in zona Pontecorvo, sul ponte che porta in via San Francesco, uno dei luoghi nel cuore della città, un luogo molto importante, molto caratteristico anche, che racconta bene questa città fatta di scambi, di commerci, ma anche fatta di cultura, di scuole, di studenti, un via vai che la rappresenta, appunto. Dicevi bene, torniamo a parlare di sport. Ieri abbiamo parlato di sport non giocato per ricordare appunto la figura di Gianni Di Marzio, che si è spenta sabato a 82 anni. Ieri si sono tenuti funerali in Duomo, funerali in una chiesa che, viste anche le limitazioni, vedevano comunque tantissima gente, tantissimi volti noti dello sport, ma tantissimi anche padovani che erano affezionati a questo istrionico allenatore, dirigente sportivo, hanno voluto appunto tributargli l'ultimo saluto, un addio con tutti i crismi. Oggi invece parliamo di calcio Padova, perché l'altro giorno c'è stata una piccola rivoluzione, c'è stato un cambio al vertice della direzione sportiva, è andato via il DS che ha guidato il Padova in questi anni, Sean Sogliano, e al suo posto è arrivato Massimiliano Mirabelli. Mirabelli che aveva rivestito questo ruolo già in Serie A con il Milan cinese, di proprietà cinese, lo ricorderete tutti, attorno al 2017. È stato fermo qualche anno, non ha smesso chiaramente di lavorare e non ha smesso di tessere le sue trame calcistiche. Sbarca adesso a Padova. Alla domanda perché è qui, lui ha risposto per vincere, perché vuole portare il calcio Padova nella serie che merita, perché dice la Serie C non è la serie adatta al calcio Padova. Qua c'è una società che ha fatto negli anni investimenti, che il salto di categoria l'ha rischiato, perché non l'ha fatto, lo sappiamo tutti benissimo. Quel maledetto rigore ad Alessandria che ha fermato la cavalcata del calcio Padova per il salto di categoria per andare in cadetteria. Il nuovo DS dice: sono qua, bisogna ripartire con lo scouting, bisogna ripartire con i settori giovanili. Ha cercato assieme alla dirigenza di appianare le polemiche che in questi giorni c'erano stati per questo cambio al vertice. Non è ancora del tutto rimarginata questo cambio con l'ex DS Sean Sogliano, e siamo qua appunto per vincere. Insomma, la dichiarazione iniziale mi pare sicuramente impegnativa, ma anche concreta e di determinazione, quindi insomma staremo a vedere poi nei prossimi giorni. Qual è il prossimo impegno della squadra? La squadra ci ha detto il direttore sportivo, bisogna guardarla a lungo termine, ma da qui a fine campionato abbiamo ogni domenica una finale, quindi ogni partita verrà affrontata come se fosse una finale, perché i punti con la Veta, col Sud Tirol possono essere ancora recuperati. Al Sud Tirol mancano 2 partite, però ce la possiamo fare, e l'approccio appunto al campionato è quello di guardare ogni domenica ad una finale. Come se fosse quindi esattamente, con la grinta sportiva che tu ben conosci, perché sappiamo, grazie Francesco. Sappiamo i tuoi trascorsi e le tue ragazze. Grazie Francesco, grazie mille del collegamento e in bocca al lupo a tutti gli sportivi, allora, non solo quelli del Padova, ma a tutti in generale per i loro impegni. Esattamente. Grazie mille, ciao Francesco. Grazie ancora. Buona giornata a te, buona giornata e buon lavoro alla redazione di Padova. Poi questa sera approfondimenti sul tema, ecco, così possiamo dire, e anche diciamo la certezza, insomma, che non è facile
facile avere magari questi cambiamenti così in corsa, ma tutto sommato, insomma, la determinazione, ecco, nello sport sicuramente aiuta sempre. E adesso è il momento di andare a Vicenza. A Vicenza torniamo perché c'era stato già una sorta di episodio di degrado che era avvenuto nella zona del centro commerciale Palladio. La redazione di Vicenza, la nostra redazione, se n'era occupata più volte. Sono tornati su questa vicenda, sentiamo un po' che cosa ci propongono. Sotto assedio. Il centro commerciale Palladio aveva lanciato l'SOS. Da anni alcune famiglie nomadi vivono in camper fermi sulla strada padana verso Padova. Spesso stazionano con i loro camper o dietro questi cartelloni pubblicitari fronte strada o anche alle volte sempre sulla statale di fronte all'ingresso nostro principale. Ogni giorno succede qualcosa, dal microfurto, dalla forzatura dell'auto, eccetera. Non possiamo più tollerare questa situazione. Vi prego, aiutateci e rapidamente, grazie. È il 4 gennaio quando un carabiniere fuori servizio nel parcheggio del centro commerciale nota alcuni ragazzi intenti a forzare un furgone. Interviene, si rivela, dice di essere un militare, ma per tutta risposta viene aggredito. Lo hanno aggredito e gli hanno tirato addosso questa bicicletta. Avevano una forbice che volevano colpirlo e lui si è difeso. Dopo il servizio di Rete Veneta abbiamo preso dei fatti accaduti. La polizia locale, per quanto di competenza, è a disposizione del centro Palladio per ogni tipo di intervento qualora ve ne sia la necessità. Possiamo intervenire per ogni qualvolta chiamati per far rimuovere anche coattivamente i mezzi qualora questi non si allontanano spontaneamente, grazie anche all'ordinanza che vieta il bivacco e soprattutto lo stazionamento dei camper in quella zona. Questa è la promessa del sindaco di Vicenza. La nostra invece è che avremmo continuato a seguire la situazione. E come promesso monitoriamo la situazione. Anche oggi noi di Rete Veneta siamo tornati qui nel centro commerciale con il direttore Alessandro Artolozzi per accertarci se si sono verificati altri episodi come il tentativo di furto che era accaduto qualche tempo fa qui nel parcheggio del centro commerciale e soprattutto per capire se sono tornate le carovane di nomadi in violazione dell'ordinanza del sindaco di Vicenza. Grazie Carlo, direi tutto, sembra che la situazione si sia abbastanza tranquillizzata, le carovane si sono ripresentate ma sono state anche rimosse dalla polizia municipale. È intervenuta la polizia locale così come promesso dal sindaco? Assolutamente sì, sono stati anche piuttosto tempestivi, nel momento in cui li abbiamo avvistati, li abbiamo contattati, li hanno mandati via. Loro tenderebbero a tornare, ma devo dire che è qualche giorno che non li vediamo e tantomeno si sono verificati ulteriori furtarelli o danneggiamenti da parte loro. Quindi diciamo che la cura di Rete Veneta ha funzionato? Assolutamente sì, anzi vi ringrazio per questo vostro supporto, i risultati si stanno vedendo e spero che diventino anche definitivi. E certo, il degrado, chiunque lo compia, non va bene, per cui noi di Rete Veneta non molleremo certamente adesso, anzi continueremo a monitorare la situazione e quindi il nostro è un arrivederci e con i nostri telespettatori, loro lo sanno, non finisce qui la questione. Ma continua. Continua. Ebbene, noi aspettiamo allora nuovi sviluppi, anche se ovviamente siamo contenti di poter aver dato un piccolo contributo a normalizzare, diciamo così, la situazione. Passiamo dalla cronaca, tutto sommato la possiamo definire così, di Vicenza, allo spettacolo, all'arte e alla prima assoluta a Venezia dello spettacolo, un nuovo spettacolo, un musical, insomma, di Red Canzian che abbiamo seguito. Grande successo al Teatro Malibran di Venezia per Casanova Opera Pop, il musical teatrale concepito, composto e prodotto dal musicista trevigiano Red Canzian e tratto dal best seller di Matteo Struccol, Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti, con la regia di Emanuele Gamba. Io vi conquisterò portandovi in alto fino a dove non immaginate. È la storia di Giacomo Casanova al rientro dall'esilio. 2 ore di spettacolo in 2 atti, 35 brani inediti, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, con rappresentati tra gli altri un suggestivo bacino di San Marco con le sue gondole, la Scala del Bovolo,
e la Basilica di San Marco in festa, animata da giocolieri e grandame di corte. Nella parte di Giacomo Casanova il talentuoso Gianmarco Schiaretti, già protagonista in Notre Dame de Paris e Giulietta Romeo. Accanto a lui nella parte dell'incantevole voletiva Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, la giovane già affermata Angelica Cinquantini, volto familiare della fiction televisiva. Red Canzian, sebbene fortunatamente fuori pericolo, ancora ricoverato in ospedale, ha voluto comunque presenziare alla prima con un toccante saluto. Stasera purtroppo per un problema di salute non posso essere lì con voi, anche se il mio cuore, vi assicuro, è proprio lì. Ancora un in bocca al lupo a Red Canzian e insomma complimenti per quest'opera messa in scena a Venezia. Dalla regione arriva insomma una dichiarazione un po' critica di Arturo Lorenzoni, il portavoce dell'opposizione, che praticamente insomma aveva messo in discussione gli interventi della regione e soprattutto insomma la strategia della regione sul dissesto idrogeologico, sulla difesa idraulica. Arriva la risposta dell'assessore Giampaolo Bottacin, che dice: la difesa idraulica del nostro territorio è una priorità per la regione Veneto. Negli ultimi anni sono stati avviati oltre 2000 cantieri per un valore di circa 700 milioni di euro per fare insomma fronte all'emergenza, per pianificare la difesa del territorio e anche senza dimenticare tutto quello che è ordinario, cioè tutto quello che bisogna fare ogni giorno in un certo senso, e qui ci sono altri 40 milioni di euro che sono stati stanziati per questo motivo. E adesso di scuola insomma si parla molto in queste ore della situazione difficile legata alla pandemia, del fatto che le scuole sono diventate più come si può dire più gangli di burocrazia che luoghi dove apprendere, perché insomma gli uffici sono costretti ad aiutare la sanità del territorio, a ricostruire i tracciamenti, a compilare moduli, carte eccetera. Allora, tra contagi positivi e contatti ci sono oltre 400 classi in sorveglianza in quarantena solo nel Padovano, e l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan propone a questo punto, anche per aiutare i docenti, di utilizzare i docenti in pensione. Le circolari alle famiglie si susseguono, i calendari scolastici sono pronti a essere cambiati tra supplenze, uscite anticipate o classi poste in sorveglianza o didattica a distanza. La pandemia sta colpendo in modo duro le scuole, che si trovano a dover operare su più fronti, tra questi quello degli insegnanti che mancano. Io ho suggerito 2 soluzioni al ministro Bianchi. Primo, quello di richiamare i docenti in quiescenza, in pensione, così come è stato fatto per i medici, e il secondo è quello dell'autotest. Scuole come la sanità, con il rientro volontario degli insegnanti in pensione e l'autotest per bloccare sul nascere possibili contagi. Se le scuole sentinella per ora non sono attive, l'autodiagnosi proposta prima del rientro in classe dopo le vacanze di Natale del presidente del Veneto Luca Zaia potrebbe evitare, almeno con le nuove regole, la didattica a distanza, che oltre a pesare sui ragazzi pesa sul fronte organizzativo sulle famiglie, che devono gestire soprattutto i bambini più piccoli. In Francia c'è, a New York c'è, e al di là di richiamare qualcosa di esterno, l'autotest sarebbe la cosa più veloce per far rientrare in classe studenti e docenti. Questa è un po' la ricetta, per quanto si può essere incisivi, ma insomma si cerca ovviamente di migliorare la situazione nelle scuole, quindi ampia discussione su questo fronte in queste ore, in questi giorni, vedremo cosa accadrà. E ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, sapete insomma la nostra redazione di Tele4 a Trieste, che si occupa della cronaca, si occupa insomma di tutto quello che accade in quel territorio che alla fine è così vicino anche a noi. Per il giorno della memoria, l'iniziativa di posare pietre d'inciampo davanti alla questura, sapete tutti cosa sono, e insomma è un modo anche per ricordare gli agenti scomparsi. Sentiamo un po' il resoconto di questa cerimonia. Dottoressa, è importante ricordare 2 servitori dello Stato che si sono adoperati per salvare delle vite a prezzo 1 della propria vita.
Sì, è importantissimo, oggi è una giornata speciale per noi perché dedichiamo a queste due persone, a queste due figure importantissime un segno di attenzione. Sia Palatucci che Ricciardelli si sono impegnati fruendo appunto di questa privilegiata posizione all'interno delle rispettive questure per salvare delle vite umane. Palatucci ne ha salvate migliaia di vite umane e Ricciardelli anche ha fatto la sua parte cercando di avvertire a rischio della propria vita le persone, soprattutto ebrei, che rischiavano praticamente di essere deportati a Dachau. Loro stessi poi sono stati incarcerati a Dachau, tradotti a Dachau e successivamente Palatucci è deceduto a 78 giorni dalla liberazione del campo di Dachau e Ricciardelli ne è uscito, è sopravvissuto, chiaramente con un gravissimo stato, praticamente pesava poco meno di 30 kg e è riuscito poi ad avere il suo percorso successivo. Comunque rendiamo omaggio oggi a queste due grandissime figure, due giovani commissari di pubblica sicurezza che tanto hanno dato per la causa. Grazie. Qual è l'esempio che adesso si può trarre dal loro impegno, anche dal loro impegno? Sicuramente una valutazione anche critica rispetto a quelle che erano le disposizioni aberranti che in quel periodo erano state emanate. Quindi di fronte a queste situazioni che violano il rispetto della dignità umana, chiaramente bisogna porsi in una posizione critica nell'espletare la propria funzione. Grazie molto. Questo era Trieste, questa era la cerimonia di commemorazione legata al Giorno della Memoria, che sarà, come sapete, domani. Arrivano i dati sugli aeroporti italiani, cioè sul volume di passeggeri che sono transitati per gli aeroporti italiani e ovviamente è un dato che fa pensare perché nel 2021 ci sono stati 80 milioni di passeggeri, ma rispetto al 2019 sono quasi il 60% in meno, quindi prima della pandemia c'erano 193 milioni, adesso 80 milioni in un anno, quindi ovviamente a seconda di come vogliamo vederla è comunque difficile trovare qualcosa di positivo se non guardando al futuro e sperando che la situazione torni a essere più chiara e soprattutto più normale, tra virgolette. Parliamo delle elezioni comunali a Padova, stiamo attendendo che ci sia l'annuncio del centrodestra, chi sfiderà il sindaco uscente Sergio Giordani che si è già ricandidato, soprattutto nella Lega acque agitate perché ci sono anche le critiche di un leghista doc come il consigliere regionale Fabrizio Boron. Non sono mai intervenuto su nome di nessuno, sono intervenuto più che altro sul metodo che si è utilizzato di fronte a una cosa importantissima che è quella della scelta di un candidato sindaco che poi la gente deve votare e pertanto il metodo che si è utilizzato l'ho ritenuto sbagliato nei modi, nei tempi, senza coinvolgere i militanti, i sostenitori, senza coinvolgere chi Padova la vive tutti i giorni. Da mesi Boron critica il metodo. Del tavolo aperto a tutte le forze del centrodestra della città, in particolare alla Lega, annunciato un anno fa dal commissario regionale Alberto Stefani, non si è fatto nulla. Al tavolo, contesta Boron, si sono seduti Massimo Bitonci da Cittadella, Alberto Stefani da Borgoricco. I cittadini di Padova non c'erano. Quando si parla di una città, qualsiasi essa sia, no? Se andiamo anche in provincia, in qualsiasi comune, io non sono mai andato a dire ovviamente chi deve essere il candidato. La cosa incredibile è che si parla di Padova e fra quelli che si riuniscono a parlare di Padova non c'è un padovano. L'unico padovano che è nato, che ci vive da sempre qui, sono io. Sono i cittadini a votare il sindaco della città. Il candidato Peghin, che ha trovato apprezzamento a Roma e nel leader Salvini, doveva essere discusso con chi a Padova vive, ma le sue richieste, iniziate con insistenza a settembre scorso, sono cadute nel vuoto. Pronto a candidarsi in autonomia, facendo diventare un soggetto politico Vale Padova, l'associazione culturale di confronto sui temi della città. Tantissima gente, ovviamente. Camminando, frequentando la città, tantissima gente me lo chiede, non solo cittadini ma anche ovviamente appartenenti al mio partito. Io ho detto
che sono a disposizione del partito. Quando poi è venuta fuori questa decisione calata con fermezza, ho detto che valuterò le posizioni, ma le valuterò non per me o per altri, le valuterò nel contesto della città di Padova. Valuterà programma e proposta, ammette Fabrizio Boron, che sul caso Bano, che di Peghin aveva detto è una brutta copia di Giordani. Personalmente non conosco Peghin. E già questo la dice lunga, no? Ecco, non lo conosco io, immaginatevi i cittadini. Ci sarebbe voluto un percorso, un tempo per discutere. Dico che Marcello Bano ha lanciato un allarme, forse forte, ma ha lanciato un allarme che doveva essere ascoltato. Se poi la risposta all'allarme lanciato è silenzio, espulsioni, credo che si sbagli strada e si crea ancora il problema più profondo. Mancano pochi mesi alle elezioni. Non c'è bisogno né di espulsioni né di epurazioni. Molto chiaro Fabrizio Boron su quello che è il suo pensiero riguardo alle prossime elezioni a Padova. Vedremo le decisioni che prenderà la Lega a questo punto al suo interno. E adesso andiamo in Veneto, quindi allarghiamo l'orizzonte per parlare di medici di base, insomma una categoria molto sotto pressione durante tutta la pandemia. I sindacati dei medici di base pensionati si appellano alla Regione. Sentiamo perché. Carenza di personale, pensionamenti, mancato cambio generazionale. In Veneto è caos con i medici di base e a pagarne le conseguenze maggiori sono soprattutto gli anziani. L'allarme arriva dai sindacati dei pensionati, CGIL, CISL e UIL, preoccupati perché consapevoli dell'importanza di questa figura per un anziano. Vedersi costretti a fare chilometri per raggiungere un medico nuovo che non conoscono, difficoltà nel trovare un appuntamento in tempi rapidi o in tempi sostenibili, sta creando una situazione che non può essere lasciata così senza una soluzione anche temporanea. Queste difficoltà accentuate dalla pandemia, dicono i sindacati, si sopperiscono sulla carta aumentando il bacino di ogni medico di base da 1.500 a 1.800 pazienti. È un allarme che noi abbiamo lanciato e chiediamo alla Regione di intervenire, denunciando anche contemporaneamente l'assenza e gli errori di programmazione da parte della Regione Veneto, che è una delle regioni che ha meno investito sulla formazione dei medici di base, per cui ci troviamo con una grandissima carenza. C'è una ricerca dell'IRES recente, insomma, dei mesi scorsi, che aveva evidenziato già quante erano le zone carenti in Veneto di medici di base e come in Veneto l'età media dei nostri medici sia molto elevata e il pensionamento non è un evento straordinario. SPI, FNP e WILP quindi chiedono di partecipare al tavolo di confronto che la Regione aprirà sulla medicina territoriale. Bisogna urgentemente investire nella sanità del territorio e realizzare le medicine di gruppo, che sono una risposta organizzativa che consente di rendere più efficiente anche il lavoro dei medici, sviluppando le professionalità. Investire sull'infermiere di famiglia, che può svolgere un ruolo importante, e sostanzialmente utilizzare le risorse del PNRR per rafforzare la sanità pubblica nel territorio, perché non si capisce come non abbiamo medici nella sanità pubblica, ma le strutture private invece i medici ce li hanno. Puntualissimi alle 12 abbiamo iniziato questa puntata di Focus TG, puntualissimi, ci salutiamo alle 13:30. Vi ringrazio per averci seguito, vi invito comunque a rimanere con noi anche durante il pomeriggio e poi insomma in attesa di avere i nostri notiziari serali che vi racconteranno tutto quello che sta accadendo a Nord-Est. Grazie ancora e buon pranzo e buon pomeriggio a tutti.